La Madonna di Medjugorje rivela, ecco come potete fermare le guerre. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto rivelato dalla Madonna di Medjugorje circa quello che possiamo fare noi per fermare la guerra. La Madonna di Medjugorje ha chiesto il digiuno a pane ed acqua 2 volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì, e ha detto che attraverso questo digiuno è possibile fermare ogni tipo di guerra. Perché la Madonna ha scelto proprio questi giorni, il mercoledì e il venerdì? Perché questa è una tradizione che era diffusa in molti monasteri. Durante il periodo dell'Avvento e della Quaresima si compiva il digiuno a pane ed acqua tutti i mercoledì e venerdì, ma purtroppo, come molte tradizioni spirituali, anche questa è stata abbandonata dai più, e la Madonna quindi ha voluto riprenderla e ha voluto estenderla a tutti i mercoledì e venerdì dell'anno, non soltanto ai mercoledì e venerdì dell'Avvento o della Quaresima. E chiaramente la Madonna sa che ci sono ammalati che non possono cibarsi solo di pane ed acqua, anche se i giorni di digiuno sono solo 2, il mercoledì e il venerdì, e che queste persone certo che hanno bisogno di alimentarsi normalmente tutti i giorni. E allora la Madonna ha chiesto a queste persone di rinunciare a qualcosa se non possono privarsi del cibo per motivi di salute. Quello che conta è fare penitenza, quindi va bene anche rinunciare a qualcosa che magari piace fare e che si decide di mettere da parte per 2 giorni a settimana, perché la liberazione dal demonio e dalla sua nefasta influenza sulle nostre vite e sul mondo intero non può essere fatta senza la mortificazione e la penitenza. La Madonna inoltre ha sottolineato la necessità di alimentare la nostra anima di Eucaristia, di sacramenti, dell'ascolto della Santa Messa e della recita quotidiana del Santo Rosario completo, e quindi di 4 corone del Santo Rosario. Perché la Madonna vuole che noi ci distacchiamo da tutte quelle distrazioni del mondo che ci impediscono di pregare, perché Satana cerca di distogliere la nostra attenzione dalla preghiera, dai sacramenti, dal digiuno, cerca di farci percorrere la via larga dei piaceri, dei divertimenti, cerca di portare noi stessi all'esaltazione, non vuole farci percorrere la via della penitenza, della mortificazione e dell'umiltà, perché sa il demonio che la via larga aumenta la sua influenza su di noi. Quindi la Madonna, ecco, ci chiede anche di digiunare non solo in quel giorno a pane ed acqua, ma un po' in generale. Il digiuno a pane d'acqua va fatto solo il mercoledì e il venerdì, sono esentati coloro che hanno problemi di salute, chiaramente, o non possono digiunare perché hanno un lavoro molto pesante, e anche il lavoro è preghiera agli occhi della Vergine, anche il lavoro è una forma di penitenza agli occhi di Dio. La Madonna ci chiede il digiuno della gola in questi martedì, nel giorno di mercoledì e venerdì, ma ci chiede soprattutto il digiuno degli occhi,
tutti i giorni la Madonna ci chiede il digiuno degli occhi, cioè di evitare tutto ciò che per i nostri occhi può essere occasione di peccato e di offesa di Dio, e quindi guardare, come ad esempio il guardare la televisione, certi programmi televisivi oppure certi social che sono popolati da immagini in qualche modo ehm, impure, ecco. E poi bisogna digiunare, fare in modo che anche la nostra lingua e le nostre orecchie siano mortificate, e come ha in più di un'occasione esortato Papa Francesco, bisogna cessare, smettere col gravissimo peccato della maldicenza, evitare assolutamente i pettegolezzi, perché il pettegolezzo uccide Cristo nel prossimo. Inoltre è necessario non tentare Dio cercando segni straordinari, perché il nostro Signore Gesù Cristo ha detto: beati coloro che pur non avendo visto crederanno, e comunque il segno straordinario che ciascuno di noi riceve, può ricevere nella propria vita quando si accosta alla pratica della preghiera e dei sacramenti, è la grande pace che Gesù Cristo fa sentire nell'anima di coloro che si avvicinano a Lui. Quindi, infatti, ecco, come dice San Paolo: fratelli, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per cui è necessario saper anche discernere la presenza di Dio in noi, non solo attraverso l'impronta della Trinità che si trova in ciascuno di noi, perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza, ma attraverso la pace che rapisce il nostro cuore quando noi viviamo in grazia di Dio, nel rispetto dei comandamenti, accostandoci ai sacramenti e pregando come la Madonna Medjugorje ci ha insegnato a fare, come ci ha insegnato anche Gesù. Perché bisogna percorrere la via della mortificazione e della penitenza e di questo digiuno bisettimanale, il mercoledì e il venerdì, e della mortificazione degli occhi, della lingua e delle orecchie? Perché è necessario espiare i nostri peccati e i peccati del mondo intero, perché lo strumento del digiuno, dal pettegolezzo, dalle immagini che ci in qualche modo offendono il Signore per la loro oscenità, e la mortificazione e la penitenza sono degli strumenti per ottenere delle straordinarie grazie, in particolare la grazia della conversione dei peccatori. La penitenza e la mortificazione aiutano la persona a liberarsi da tutti i vizi che la incatenano al male e portano la volontà della persona a fortificarsi nella lotta che essa conduce contro il demonio che vuole trascinare la nostra anima al peccato. E quindi il digiuno, il mercoledì e il venerdì, e la mortificazione dei sensi che va fatta quotidianamente per quanto riguarda il pettegolezzo o il guardare spettacoli poco consoni, sono tutte le vie che ci portano al trionfo nel combattimento spirituale. Ma adesso esaminiamo i messaggi che la Madonna ha dato a Medjugorje, dove ci ha indicato come fare ad allontanare il flagello della guerra. Ecco quanto detto dalla Madonna a Medjugorje: per ottenere le grazie, la cosa più importante è
di credere fermamente, pregare ogni giorno con la stessa intenzione e digiunare il venerdì e il mercoledì a pane ed acqua per la guarigione di ammalati gravi. Pregate di più e digiunate di più. Ho già detto più volte che la pace nel mondo è in pericolo. Diventate fratelli tra di voi, aumentate le vostre preghiere e i digiuni perché il mondo sia salvato. Pregate e digiunate. Desidero che siate umili, ma non potete diventarlo se non con la preghiera e il digiuno. Sappiate, cari figli, che con il vostro aiuto io posso fare tutto e costringere Satana a non indurvi al male e posso portarlo ad allontanarsi dai luoghi in cui egli regna sovrano. Satana, cari figli, sta in agguato contro ognuno di voi, soprattutto desidera disturbare tutti nelle cose quotidiane. Perciò vi invito, cari figli, a far sì che la vostra giornata sia solo preghiera e abbandono totale a Dio. Quando avete rinunciato l'ultima volta a qualche cosa per il Signore, non voglio rimproverarvi ulteriormente, voglio invece invitarvi ancora una volta alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. Se col digiuno desiderate ottenere grazia presso Dio, che nessuno sappia che digiunate. Se con un dono ad un povero desiderate ottenere grazia presso Dio, che nessuno lo sappia all'infuori di voi e del Signore. Ascoltatemi, figli miei, riflettete in preghiera su questi miei messaggi. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Figlioli, siate portatori gioiosi della pace e dell'amore in questo mondo senza pace. Testimoniate col digiuno e la preghiera che siete miei e che vivete i miei messaggi. Pregate e cercate. Io prego e intercedo per voi presso Dio affinché vi convertiate e perché la vostra vita e il vostro comportamento siano sempre cristiani. Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera e il digiuno con ancora più entusiasmo affinché la preghiera diventi gioia per voi. Figlioli, chi prega non ha paura del futuro, chi digiuna non ha paura del male. Vi ripeto ancora una volta, solo con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono fermare, le guerre della vostra incredulità e della vostra paura per il futuro. Sono con voi e vi insegno, figlioli, in Dio è la vostra pace e la vostra speranza. Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto nella vostra vita. Cari figli, vi invito a pregare e a digiunare per la pace nel mondo. Voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno si possono allontanare anche le guerre e persino sospendere le leggi naturali. Il digiuno migliore è quello a pane e acqua. Tutti, eccetto gli ammalati, devono digiunare. L'elemosina e le opere di carità non possono sostituire il digiuno. Ricordiamo che per quanto riguarda il potere del digiuno e della preghiera, il settimo segreto di Meggiugori, che è il più terribile tra i 10, è stato attenuato proprio grazie alla mortificazione del digiuno e della preghiera. Miriana, a proposito del potere del digiuno per sradicare il male e far cessare le guerre, ha detto: la Madonna
non ha bisogno del mio digiuno, questo è sicuro. Io ho bisogno del digiuno perché quando digiuno mi sento più vicina a Dio, sento la mia preghiera più forte e sento di dire a Dio che con questa piccola croce io dimostro che sono pronta a fare anche di più per te, se tu, Dio, hai bisogno. Col digiuno dimostro a me stessa che io sono proprietaria del mio corpo e non un piatto succulento. Dio non entra in nessun cuore con la forza, Lui entra solo se noi gli apriamo la porta. Dio ci ha lasciato liberi di scegliere cosa fare della nostra vita, se vivere con Lui o senza di Lui. Ho visto cosa c'è dopo la morte. C'è solo Dio e quella vita è per sempre. Questa vita è solo un passaggio, ma dopo c'è la vera vita che dobbiamo guadagnare. Conoscendo la Madonna in tutti questi anni, ho capito che quando andremo davanti a Lui, Dio ci farà solo una domanda: quanto amore hai avuto? Perché se noi abbiamo amore, noi abbiamo tutto. Se tu ami ogni persona che incontri, se tu vedi Gesù in questa persona, tu non puoi farle del male, tu non puoi rubare, uccidere, tradire, perché tu vedi Gesù in questa persona. Sì, io credo che solo questo Dio ci chiederà: quanto amore avete avuto l'uno per l'altro. Ebbene, carissimi, adesso vi lascio alla vostra preghiera e ad un video in cui vi ricordo i 5 sassi che la Madonna a Medjugorje ha messo nelle mani di ciascuno di noi per poter combattere il demonio e sradicare il male dal mondo. Io vi lascio, vi ringrazio per essere sempre così numerosi e affettuosi anche nel seguirmi, e vi invito mai come in queste ore, in questi giorni, alla preghiera, al digiuno bisettimanale e alla preghiera soprattutto del cuore, affinché voi cerchiate anche a parole vostre di esprimere alla Vergine Santa e al Dio Padre, a Gesù, tutti i vostri bisogni, le vostre necessità, come farebbe un bambino fra le braccia della madre. Io vi saluto e ci benedicano, vi benedicano i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.